C'è una notizia dell'ultimo minuto, un elicottero si è schiantato su un edificio a New York, siamo praticamente in una zona non lontana da Times Square, all'altezza della 51esima strada, è scoppiato un incendio a causa di questo episodio. Ci colleghiamo subito con il nostro corrispondente da New York, Oliviero Bergamini. Oliviero, allora. Sì, è successo poco tempo fa e le notizie sono ancora frammentarie. Quello che sappiamo è che un elicottero si è schiantato contro una parte superiore di un edificio al numero 787 della 7ª Avenue, all'altezza circa della 51esima strada, a pochi isolati da Times Square. Siamo a Midtown, quindi nel cuore di New York. Ancora non è chiaro il numero delle vittime, non è chiaro il motivo di questo grave incidente. La zona è stata immediatamente raggiunta dai mezzi di soccorso e ovviamente è stata transennata. Sta parlando in questo momento il governatore di New York Cuomo, ma le notizie, ripetiamo, sono ancora frammentarie. Cieli di New York sono percorsi continuamente da elicotteri, molti sono elicotteri per turisti, molti sono elicotteri di uomini d'affari o che comunque volano per motivi di lavoro. Non è chiaro quale tipo di elicottero sia stato coinvolto in questo grave incidente che in questo momento sta occupando ovviamente tutte le televisioni. New York, ripetiamo, nel cuore della città, un elicottero si è schiantato su una parte superiore di un edificio e per il momento tutta la zona è coinvolta in un'operazione di emergenza molto frenetica e molto intensa. Sì, grazie Oliviero, naturalmente se ci fossero altre notizie, almeno fino a questa edizione del telegiornale, ci risentiremo, altrimenti ci aggiornerai nelle prossime edizioni del TG1. L'unica isola del Po